Per me un ristorante adesso è ospitalità e famiglia, cioè quando uno dei miei clienti entra voglio che si senta come in famiglia. Un ristorante per me è casa mia, come se vengo da te e ti ospito a casa mia, o te mi ospiti a casa tua. Per me il ristorante è questo, per me il ristorante è aprire le porte di casa mia a te. Dopo un lungo periodo buio ho ricominciato la mia vita in questo ristorante qua. Prima avevamo una pizzeria, principalmente era una pizzeria, dunque non era valorizzato come ristorante. Mi mancava mettere del mio, delle mie idee e forse il mio cuore, che ho riscoperto adesso però. La mia cucina di conseguenza è cucina di casa mia, dalla pasta fresca comunque che faccio io, quello che trovo nel territorio che mi offre il territorio vicino a me o comunque che mi offre il territorio di Verona, questo è casa mia. Ma non era quella che, tra virgolette, mi ha portato a sentire i sapori profumi di casa mia, da raccogliere il rosmarino dal giardino, la salvia, la pasta fresca che le nonne ovviamente erano le cose che facevano per la maggiore, dalle lasagne al forno, dai tortellini, dalle tagliatelle, roba semplice, non roba difficile, roba semplice però fatta con il cuore. Per me e per i messaggi che mi lasciano dopo hanno conosciuto me e la mia famiglia, perché ci lasciano sempre, sì abbiamo mangiato molto bene, però siamo entrati nella vostra famiglia. E mi emoziona perché me l'ha trasmesso mio padre e mia madre in questi anni e mi emoziona. È questo che mi ha insegnato mia madre e è stato il punto di riferimento mio. Famiglia è importante perché ti dà le basi, ti dà quella struttura sotto da poter costruire qualcosa di importante sopra. Michele è stata quella che mi ha fatto credere ancora di poter ricominciare insieme e qui. Mirko, mio marito, è stato un punto essenziale e abbiamo ricominciato insieme. Io ci credevo tanto e lui mi ha appoggiato in tutto. È un poco bravissimo e mi ha conquistato con la cucina, con i suoi piatti.